Allora, possiamo iniziare facendo l'aperto. Abes Valerio, Teis Remo, Sudas Alessandro, Sanna Caterina, Suda Salvatore, Sori Stefano, Coco Stefania, Odda Claudio, Spiga Cristian Nicola, Tinna Giovanni, Terebinti Marco, Coco Remiro, Alessio Marquis. Due velocissime parole per ringraziare tutti quanti della presenza qui oggi alla cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio Comunale. Ringrazio le forze dell'ordine, ringrazio i consiglieri della minoranza, ringrazio la dottoressa Urrazza, ringrazio tutti voi e i consiglieri della maggioranza per essere qui oggi in questo importantissimo passaggio, che sarà il primo dei passaggi, insomma, che ci vedranno in questi 5 anni nel percorso di amministrazione del Paese. Rimanderei, insomma, qualche parola e, insomma, qualche riflessione al dibattito successivo per iniziare, diciamo, in maniera anche abbastanza snella con il procedere con il primo punto all'ordine del giorno. Si tratta della convalida del sindaco e dei neoconsiglieri eletti. Io procederò secondo la normativa del decreto legislativo 267 del 2000 alla lettura delle preferenze che ciascun consigliere ha conseguito durante le elezioni del 30 e del 31 di maggio e poi procederemo successivamente alla votazione consigliere per consigliere in merito alla assenza o presenza di cause ostative alla candidatura di ciascuno. Inizierei dunque con il sottoscritto Mandis Alessio, cifra individuale 413. Abis Valerio, voto di preferenza 71, cifra individuale 484. Teis Remo, voto di preferenza 66, cifra individuale 479. Sudas Alessandro, voto di preferenza 40, cifra individuale 453. Sanna Caterina, voto di preferenza 38, cifra individuale 451. Sudas Salvatore, voto di preferenza 35, cifra individuale 448. Azzori Stefano, voti di preferenza 33, cifra individuale 446. Concu Stefano, voti di preferenza 22, cifra individuale 435. Odda Claudio, voti di preferenza 19, cifra individuale 432. Spiga Cristian Nicola, cifra individuale 283. Pina Giovanni, voto di preferenza 71, cifra individuale 344. Terebinti Marco, voto di preferenza 344. Scusate. 62. Terebinti Marco, voto di preferenza 24, cifra individuale 307. Cocco Remiro, voto di preferenza 23, cifra individuale 306. Dato atto che non sono state eccepite cause di ineleggibilità ed incompatibilità, questo Consiglio propone di deliberare che in data odierna è insediato il nuovo Consiglio Comunale di Golno Stramazza composto di 13 consiglieri comunali, compreso il sindaco. D'accordo. Passerei al secondo punto all'ordine del giorno, il giuramento del sindaco. Chiaramente questa è una fase che mi vede in una certa condizione di emozione, dove indossare la fascia. D'accordo. Semplicemente all'altezza dell'emozione che provo adesso e del ringraziamento che vorrei fare a ciascuno di voi. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Passerei al terzo punto dell'ordine del giorno. Comunicazione dei componenti della Giunta Comunale. In questo periodo i primi adempimenti
tra i primi adempimenti ovviamente della maggioranza appunto eletta ci sono stati quelli di cercare di comporre appunto l'organo operativo più ristretto e di operatività immediata di questo Consiglio. Visti l'elettorale del 31 maggio 2010 per l'elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale. Visto il verbale in data 31 maggio 2010 del Presidente di sezione relativo alla proclamazione dell'elezione del sottoscritto alla carica di sindaco, nonché all'elezione di 12 consiglieri assegnati al Comune. Dato atto che alla carica di sindaco risulta eletto il sottoscritto. Visto l'articolo 46,2 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 numero 267 che attribuisce al sindaco la nomina dei componenti della giunta tra cui il vice sindaco. Richiamato l'articolo 25,1 dello statuto vigente che dà facoltà al sindaco di nominare a sua discrezione un numero di assessori fino a raggiungere il limite massimo di 4 componenti. Ritenuto di avvalersi di tale facoltà per alleggerire i gravosi impegni a cui devono assolvere i componenti della giunta comunale, tutto ciò premesso, accertato il possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica delle persone da nominare in base a quanto disposto dal capo secondo del titolo terzo della parte prima del decreto legislativo 267 del 2000, nomina assessori i signori Sudas Salvatore, nato a Gonnostramazza il 20 luglio del 1960, residente in Gonnostramazza via Giardini 8, con delega ai seguenti servizi: agricoltura. Azzori Stefano, nato a Gonnostramazza il 13 febbraio del 72, residente in Gonnostramazza via Cagliari 35, con delega ai seguenti servizi: lavori pubblici, territorio e gestione dei rifiuti solidi urbani. Pace Remo, nato a Milano il 21 gennaio del 1973, residente in Gonnostramazza Vico II Tuberi numero 8, con delega ai seguenti servizi: sport e spettacolo. Sanna Caterina, nata a Gonnostramazza il 7 maggio 1985, residente in via della Libertà 5, con delega ai seguenti servizi: servizi sociali e politiche giovanili. Attribuisce, ai sensi dell'articolo 46,2 del decreto legislativo numero 267 del 2000 e dell'articolo 25,2 del vigente statuto, la qualifica di vice sindaco all'assessore Sudas Salvatore con decorrenza immediata e fino alla scadenza del mandato legislativo. Conferisce, in ordine di anzianità di età, l'incarico di sostituire il vice sindaco qualora si verifichi contemporaneamente l'assenza o l'impedimento temporaneo di entrambi. Da atto che, salvo quanto previsto dall'articolo 46,4 del decreto legislativo 267/2000 in ordine alla revoca, gli assessori restano in carica fino all'insediamento dei successori, che le materie non delegate espressamente dagli assessori rimangono per legge di competenza del sottoscritto, che le assume tutte sotto la propria direzione e responsabilità.